Sindaco, parlavamo prima di step e di passaggi, 2004 la mia presenza che conta pochissimo, però c'ero, poi il 2019 questa firma, insomma arrivi tu e si chiude questo ciclo, diciamo. Si chiude un ciclo, ma si apre anche una nuova avventura di rapporti, come dicevi te che c'eri all'inizio nel 2004, di rapporti consolidati tra Conegliano e Garibaldi. Tra l'altro saranno i giorni dal 14 al 23, giorni intensi in cui visiteranno non solo Conegliano e Follina, che sono tra gli organizzatori insieme a Veneto Brasile di questa meravigliosa avventura, come dicevo, ma anche Trento, Venezia, per cui veramente una cosa importante che sancirà non solo i rapporti tra le due città, ma anche rapporti economici, anche rapporti legati al mondo del vino e al mondo agroalimentare, per cui anche visita di aziende importanti, e speriamo che questo sia il modo anche per allacciare rapporti commerciali tra due realtà che sono più unite di quanto si pensa. Come si diceva anche prima con Andrea, che uno dei suoi amici è stato in Brasile solo qualche giorno fa per un giro di amicizia in bicicletta, un tour itinerante. Il Brasile è molto più vicino di quanto pensiamo e soprattutto una parte del cuore degli italo-brasiliani è rimasto qua e gli dobbiamo essere grati perché sono anche custodi di tradizioni che noi stiamo perdendo, come un dialetto che è legato ancora a un dialetto di 150 anni fa e alcuni usi e costumi che magari abbiamo dimenticato prima noi di loro. Per cui dobbiamo anche cercare di recuperare un po' delle nostre radici proprio da questi incontri. Sembra paradossale, ma le radici quasi quasi ce ne insegnano più loro che noi.